Perché l'abito del lavoro. Oggi qui al Trumo, prendendo spunto dall'allestimento di questa bellissima mostra che riguarda abiti di fine Ottocento, primi anni del Novecento, unitamente al sindaco Lisetta Superbi abbiamo pensato di preparare un percorso che riguardi l'evoluzione dell'abito femminile. Ecco, tenendo presente però il discorso fondamentale, che è quello dell'abito visto come comunicazione, quindi l'abito che nel momento in cui viene indossato funziona praticamente come un linguaggio. Abbiamo preso in esame le tendenze moderne, abbiamo contrapposte a quelle del passato, abbiamo visto il ruolo di certi abiti nel mondo giovanile rispetto anche ai tempi trascorsi. Il vestito non nasconde né mostra. A me piace dire che il vestito allude, cioè non opprime, ma valorizza l'aspetto fisico di chi lo indossa. Interessante ancora osservare che con gli abiti e con i gioielli indossati in molte culture la donna ha testimoniato e testimonia ancora la potenza della casata a cui appartiene o del marito che ha sposato. Sono appassionata da giovanissima, mi piaceva l'arredamento, mi piaceva l'abbigliamento, mi piacevano gli abiti d'epoca e poi è arrivata l'occasione di entrare in un gruppo Arte Novecento dove io e mia figlia facevamo le comparse. I primi vestiti ci sono stati prestati e poi questa passione ha iniziato a prendermi molto e quindi assieme a mia mamma sceglievo insomma, i modelli e i tessuti e mia mamma li confezionava perché mia mamma è una sarta e quindi io sono solo una modellista. Gli abiti che sono qui esposti sono per la maggior parte abiti da sera e abiti da mezzo pomeriggio, da tardo pomeriggio insomma. Abbiamo anche l'istitutrice qua dietro che insegnava ai bambini allora. Ogni evento che si organizzava era a tema e quindi a tema costruivamo l'abito. Il gruppo Novecento appunto si occupa di rievocazioni, di valorizzare quel periodo fra la fine Ottocento, primi Novecento e quindi soprattutto per l'amore per questi abiti, per il bon ton, per il modo di comportarsi e quindi molti di questi abiti sono nati quando abbiamo fatto le novelle del mio paese, del Monicelli, rievocato e quindi si riconoscono proprio anche nelle varie scene che abbiamo avuto. È stata una grande fucina perché abbiamo coperto tutte e quattro le stagioni e quindi gli abiti seguivano le stagioni. Era bellissimo perché intanto che facevamo le prove tutti lavoravano e facevano cappelli, è stato proprio veramente un lavoro di tutti. Rossella è stata sempre molto avanti nel confezionare e nella fantasia e nel modo, per cui fa molto piacere adesso vederli esposti. Poi abbiamo fatto diversi altri spettacoli e gli abiti erano quelli che primeggiavano che piacciono molto. È stata un'occasione piacevolissima, è stato anche molto bella per me l'esperienza con i bambini, nel momento in cui ho parlato della moda ai bambini, la moda spiegata ai bambini, è stato molto, molto carino il piccolo laboratorio che abbiamo svolto col gruppetto.